Renato, il giorno dell'apertura della sede di Chiavari hai un tuo articolo. Sì, non sapevo che fosse datato 20 marzo del 59. È un articolo sull'abbazia di Borzone, ma soprattutto sulla strada rotabile che stavano costruendo con molto volontariato e con l'aiuto allora della Forestale. Ti ricordi di averlo fatto? Non mi ricordavo più di averlo fatto, però le sigle sono RL e poi c'è Fotolago con cui firmavo le mie fotografie. Qua c'è una parte dei 10 saggi che hanno collaborato per questa stesura. Cosa dite? E diciamo che è stato un lavoro lungo e faticoso, difficile, ma come si dice con una frase fatta ne valeva la pena. Ci è voluto tanto tempo, ore e ore anche alla società economica. Ore e ore e una grande forza di volontà per fermare la tentazione di fermarsi a leggere le terze pagine che Perciò perdevate ancora più tempo. avremmo perso molto più tempo, sì. La società economica è stata importante in questo percorso. No, la società economica ha avuto la fortuna di avere l'emeroteca completa del secolo XIX, quindi è stato un punto di riferimento ineliminabile perché più di 20.000 copie di quotidiano sono state consultate dividendocele da amici tra di noi perché bisognava rileggere. E poi, come diceva lui, era bello anche leggere magari la terza pagina, per noi top di biblioteca è stato stare nel formaggio, insomma.